Ben ritrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, con la nuova puntata di Penalty, una puntata ricchissima anche perché abbiamo ospite qui con noi il presidente dell'AIAC del Comitato di Catania, Lucio Tosto, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio ennesimo personale invito, perché tu lo sai, l'AIAC è di casa a Penalty. E tu sei un associato AIAC. Ben trovato Ettore, grazie per l'invito. Allora, prima di iniziare a parlare di calcio giocato, perché ce n'è stato parecchio questo weekend, io ti chiedo, parliamo subito dell'AIAC che ha ancora una volta confermato il suo trend di crescita, soprattutto anche nel caso tuo, proprio del tuo comitato, con un'altra ennesima valanga di iscritti. Sì, l'anno scorso, nel 2021, abbiamo avuto 200 iscritti circa e quest'anno siamo già arrivati a 205. E volendo siamo soltanto ad inizio stagione. Sì, questo è segnale che stiamo lavorando bene, io e i miei collaboratori stiamo facendo tanto, stiamo girando, stiamo facendo molto, stiamo mettendo tutto quello che abbiamo nelle nostre possibilità e questo ci è riconosciuto perché alla fine i numeri sono quelli là che fanno capire se stai lavorando bene o no, quindi abbiamo tanti associati, in Sicilia forse siamo la provincia, no forse è sicuro, la provincia che ha con più associati e più siamo, questo è importante per questo, non tanto assolutamente, più siamo e più possiamo ottenere diciamo, risultati anche a livello di proposte. L'ultima, se vuoi, la possiamo già anticipare, che è una battaglia storica da parte dell'AIAC, è quella che un allenatore esonerato entro il 30 di novembre può rifirmare per un'altra società. Sottolineiamo esonerato. Esonerato perché è chiaro, perché l'indirizzo è quello, perché uno non si può dimettere e poi andare in un'altra società magari perché ha delle proposte più allettanti, quindi diventerebbe questa è una grande farsa. vittoria, Lucio. Una grande vittoria, ma devo dire che molti la vedono nella convenienza, diciamo, dalla parte degli allenatori, ma io dico che è anche una convenienza e uno sgravio a livello economico anche per le società, perché è chiaro che la società che ti esonera ti deve pagare fino all'ultimo mese dell'anno, no? Invece in questo caso appena uno firma con un'altra squadra, l'allenatore esonerato che firma con un'altra squadra, poi sarà la squadra nuova a pagarlo, la società nuova a pagarlo e là si interrompe il rapporto con la società che l'ha esonerato. A tutti gli effetti. Bene, dell'AIAC ritorneremo a parlare in chiusura di trasmissione, anche perché c'è un corso interessante, non ci anticipare nulla perché poi servirà proprio in chiusura del nostro programma, a dimostrazione appunto che l'associazione allenatori è presente, attiva e continuamente sul pezzo anche proprio con i propri associati. Parliamo di calcio giocato e lo facciamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la nona giornata del campionato di Serie D, guardiamo subito i risultati di domenica. San Cataldese batte FC Trapani 1-0, Locri 1909 batte Castrovillari 4-0, rinviata Santa Maria Cilento Real Aversa 1925, pareggio tra Ragusa Calcio e Città di Aciriale, San Luca batte FC Lamezia 1-0, Paternò Calcio batte Mariglianese 3-1, Vibonese Calcio batte Cittanova 2-1, Catania batte Città di Sant'Agata 3-2 ed infine vittoria esterna del Canicattì 1-0 contro il Licata. Continua l'ascesa della squadra di Giovanni Ferraro, un Catania che va veramente a 1000, ancora in testa, ancora imbattuto. Alla nona giornata, nona vittoria di seguito, in testa con 27 punti. 19 FC Lamezia Terme, 16 Vibonese Calcio, 15 Real Aversa 1925 insieme al Locri 1909. Con 14 punti Ragusa Calcio, 12 per Città di Sant'Agata, Canicattì ed FC Trapani. Con 11 punti Santa Maria Cilento, Licata Calcio e Castrovillari, 10 Città di Aciriale e San Luca insieme al Paternò Calcio, 7 punti per la San Cataldese, 4 per il Cittanova, chiude la classifica la Mariglianese con 3 punti. Si ritorna in campo domenica 6 novembre, guardiamo il tabellino degli incontri. Canicattì Vibonese Calcio, Castrovillari Santa Maria Cilento, Città di Aciriale San Luca, Città di Sant'Agata Mariglianese, Cittanova Catania, FC Lamezia Terme Licata Calcio, Paternò Calcio Locri 1909, Real Aversa 1925 FC Trapani ed infine San Cataldese Ragusa Calcio. Partiamo subito proprio con il calcio Catania, guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Era una partita difficile, in settimana ho cercato di trasferire io il mio staff ai calciatori e le difficoltà poi si sono viste, però faccio i complimenti
alla squadra, alla vittoria, al pubblico, al presidente, perché oggi era importante vincere, e soprattutto che il problema del Catania è il Catania stesso. Bisogna sempre avere le motivazioni giuste, soprattutto capire che giochiamo in Serie D, e la Serie D passano anche da queste vittorie il raggiungimento di un obiettivo. Pensare ogni domenica a vincere penso è quasi un pensiero che lo lavoriamo tutta la settimana. Poi nel calcio sono gli avversari, si può anche pareggiare e perdere, questo sicuramente, però sono contento per il lavoro fatto fino adesso dalla squadra, con lo staff, e soprattutto per dare sempre più soddisfazioni al nostro pubblico, ai nostri tifosi, perché alla fine con queste vittorie e capire di quanto è difficile la Serie D, capiamo l'importanza di quello che stiamo facendo. Siamo stati bravi a soffrire, forse il primo tempo hanno giocato meglio loro che noi, e siamo andati nello spogliatoio a 2-0. Il secondo tempo siamo partiti bene, potevamo fare il 3-0 in un paio di occasioni, poi abbiamo preso il 2-1, abbiamo perso delle certezze, poi siamo stati bravi a fare il 3-1 e poi sul 3-2 ci siamo abbassati un po', perché un po' per il risultato, un po' per la stanchezza, un po' forse oggi nella giornata non brillante un po' di tutti quanti possono succedere queste prestazioni, e da questa vittoria capiamo l'importanza di questo campionato e soprattutto che il percorso è ancora lungo e difficile. Dobbiamo essere bravi a dimenticarci le vittorie, ma pensare che la prossima vittoria, come dico sempre durante la settimana e pure prima della partita, è la vittoria più importante, è quella di oggi. Poi quelle che abbiamo fatto stanno alle spalle, bisogna pensare al presente, quelle che affrontiamo, e al futuro poi che andiamo a affrontare. Sì, oggi abbiamo affrontato una squadra che giocava un bel calcio e correvano bene, quindi ci hanno messo in difficoltà in parecchie situazioni. Per oggi il Catania ha vinto di gruppo e siamo contenti di prendere anche questi 3 punti. È chiaro che possiamo fare meglio, quello sicuramente, ci può insegnare qualcosa, anche se riusciamo a vincere, siamo riusciti a vincere, credo che può insegnare qualcosa, quindi durante la settimana credo che analizzeremo tutto e cercheremo di ritrovare più preparato la prossima volta. Adesso mi sento bene, poi non so quanto posso giocare perché ancora non l'ho fatto, quindi io ogni allenamento mi sento meglio, ci parlo anche spesso con il preparatore, col mister, quindi lo sanno che mi sento ogni giorno che passa meglio e sono a disposizione. Chiaramente se poi il mister sceglie di mettermi dal primo minuto cercherò di darmi il massimo come sempre. Per adesso dobbiamo continuare su questo trend qua nostro, che è pensare ogni partita, focalizzare su quello che dobbiamo fare per ogni partita, ci sta portando i risultati, quindi dobbiamo continuare su questa strada qua e credo che poi alla fine fai i conti e vedrai che se continui così non ci deve guardare nessuno. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Dobbiamo parlare di questo Catania. Lucio, nona partita, nona vittoria, si va a giocare domenica a Cittanova, un campo credo abbastanza abbordabile, si pensa quindi al record, ma credo che la società guarda veramente avanti, non soltanto al record delle vittorie consecutive. Ma guarda, la differenza di valori in campo è troppa. Io ho visto tutte le partite del Catania e devo dire che ora anche il Catania sta anche giocando bene, magari all'inizio
qualche partita l'ha vinto soffrendo, anche l'ultima per dire la verità, ma l'ha grande merito al Città di Sant'Agata e al suo allenatore Vanzetto, perché hanno fatto una grande partita, però togliendo quest'ultima partita, le ultime 3 il Catania ha anche divertito. Anche perché tutte fanno barricate quando vengono soprattutto a giocare qui al non Massimino. Non l'ha fatto il Sant'Agata, ha giocato a viso aperto. Ti è piaciuta comunque la squadra? Sì, mi è piaciuta del tantissimo, ha delle ottime individualità e anche una grande organizzazione di gioco, ma era risaputo, Vanzetto è uno che lavora bene e in campo si è visto. Il Catania ha sofferto, anche se a dire il vero poi succede che dopo 8 partite ci può stare la partita anche che un po' si affronta in un certo modo, ma poi il Catania ha delle individualità, oltre che l'organizzazione, anche è normale che ci sia, che riescono poi a capovolgere la partita certo. e a vincere delle partite anche singolarmente. Catania che voglio dire non c'è paragone con le altre squadre, penso anche con le altre società. Io mi aspettavo francamente qualcosa di più da qualche altra squadra che ho visto anche lavorare in estate, come il Trapani, come il Lamezia, che voglio dire nel Lamezia c'è anche un nostro componente dell'AIAC come preparatore atletico che è Alessandro Russo, l'allenatore ex Messina che ha vinto campionati. Anche là mi sarei aspettato qualcosa di più, a 9 giornate essere a 8 punti di distanza. Un Lamezia Terme che a questo punto punterà giustamente sullo scontro diretto per cercare di accorciare questo gap. Mi pare che sia fra un paio di domeniche e là si giocherà a Lamezia e là sarà o la chiusura del campionato a mio giudizio, perché se il Catania riuscirà a vincere, arrivare a 11 punti, poi voglio dire, poi anche per quanto sia organizzato il Lamezia, però 11 punti al Catania, a questo Catania sono tantissimi. Quindi viceversa, se il Lamezia riuscirebbe a fare, diciamo, a vincere, allora si riaprirebbe di nuovo, anche se penso che questo campionato già sia segnato. E a proposito dell'FC Lamezia Terme, sconfitta contro il San Luca, guardiamoci gli highlights. Costruzione dal basso adesso per il San Luca che batte con vittoria Antonino per Ale Agustin, che stavolta però cerca profondo Yannessus Mamadou, non lo trova Leveque che con uno stop con l'esterno taglia fuori il difensore della Lamezia. Servito Gabriele Raso, il dribbling di Raso, bravissimo ad inserirsi, il tiro di Francesco Murdaca, c'è Murdaca di testa per Bruzzaniti, contrastato dalla difesa, cercato Terranova in posizione regolare, sembra Terranova, stoppa con il sinistro, la mette sempre col suo piede preferito, allontana Manuel Murdaca, Maimone tenta il tiro contrastato da Carbone, al volo Maltese, Ale Agustin allontana, Leveque danza ancora sul pallone, viene spinto, non c'è fallo, Maimone serve Cristafi, il tiro fuori, ancora cross in mezzo di testa, ottima la parata di Vittorio Antonino, palla per Leveque sul versante di destra, la mette in mezzo Leveque, bello il cross, Bruzzaniti, Yannessus Mamadou, 1-0 del San Luca ma annullato per posizione irregolare. Ancora bellissima la giocata di Yannessus Mamadou, la mette e la rete, Ariel Reinero, 1-0 San Luca, in vantaggio il San Luca sull'FC Lamezia Terme, finisce qui, è finita qui, il San Luca vince 1-0 contro l'FC Lamezia Terme. San Luca dunque che batte l'FC Lamezia Terme e a questo punto, come abbiamo detto poc'anzi, un Lamezia Terme che deve assolutamente recuperare punti a partire già da domenica, ma soprattutto in prossimità dello scontro diretto contro il Calcio Catania. Vedremo cosa succederà. Certamente i giochi sembrerebbero fatti, però è anche vero che il campionato è ancora decisamente lungo. Voglio parlare adesso di Licata Canicattì, un Canicattì che insomma al ritorno nel campionato di Serie D lo aspettavamo timoroso, invece vedo che Lillo Bonfatto sta facendo un grande lavoro. Ma Lillo Bonfatto è un allenatore preparatissimo, un giovane, un emergente, ha lavorato bene l'anno scorso, ha vinto il campionato, supportato da un'ottima società che non ha smantellato ma che ha messo dei puntelli nei posti giusti, quindi ha programmato bene e certo chiaramente è un po' un risultato che mi sorprende
solo per il fatto che sia stato fatto a Licata, un campo difficilissimo dove anche il Catania ha sofferto tanto, però ci può stare perché il Licata comunque di Romano si è ripreso, perché era partito malissimo ma poi ha fatto ottimi risultati. Poi si sa, sono delle partite dove anche delle sfumature possono fartela vincere, e in questo caso erano due squadre equilibrate e ha avuto la meglio il Canicattì. Voglio parlare dell'FC Trapani. Che cosa succede a Trapani? Noi da lontano ci rendiamo conto che qualche ingranaggio non va per il meglio. È andato via Torrisi e su questo io francamente mi limito a dire: un allenatore imbattuto non può andare a casa, ma questa è una mia personale idea. Però è anche vero che con l'arrivo del nuovo allenatore ci si aspettava una reazione, a parte la vittoria contro il Paternò, perdi in casa contro la San Cataldese, onore alla squadra di Piero Infantino. Qualche cosa evidentemente c'è che non va. Ma l'ho detto prima, io il Trapani in estate sono andato a Pergusa a trovarli e a vedere il lavoro di Torrisi, e ho visto che organico che aveva a disposizione Torrisi, e ora che ha l'allenatore nuovo, la società, l'organizzazione di questa società. Subito dopo ha fatto ingresso in questa società un direttore navigato e preparatissimo come Marino, e quindi non mi sarei mai aspettato. Chiaramente il fatto di alla 9ª giornata già aver cambiato un allenatore, no, mi pare sia successo alla 5ª giornata, sì. È cambiato allenatore che neanche ha perso una partita, ma sai, le dinamiche interne non le sappiamo. Non le conosciamo, sappiamo certo. soltanto il buon lavoro che ha sempre fatto Alfio Torrisi, lo stava facendo anche là. Purtroppo sono piazze dove non si può aspettare tanto e subito, però io sono convinto che alla lunga magari Alfio poteva ottenere i risultati, però sono dinamiche interne e io non entro in merito. Giusto, è giusto, noi ci dobbiamo soltanto limitare con le nostre idee alle nostre supposizioni. Però, ripeto, per me è una delusione, perché io l'avevo messo nel novero delle squadre che potevano sicuramente battagliare col Catania. Questa sconfitta, secondo me, contro la San Cataldese, che peraltro è allenata da Piero Infantino, e là la San Cataldese è andato sull'usato sicuro, è vero. Quindi Piero è un grande lavoratore, conoscitore di questa categoria, però chiaramente il Trapani non può perdere in casa con la San Cataldese. È successo, onore alla San Cataldese, ma per il Trapani è stata una battuta d'arresto, secondo me, che avrà ripercussioni. Può pesare, può pesare. E a proposito dell'incontro che si è disputato alla provinciale con la vittoria della San Cataldese, sentiamo il commento anche di mister Alessandro Monticciolo, l'allenatore dell'FC Trapani. Allora, la partita è stata preparata come preparo sempre le cose, curando ogni minimo dettaglio. C'era un avversario in campo che forse è partito con un giusto piglio. I primi 20 minuti l'approccio alla partita non è stato dei migliori, però io non vedo tutto questo pessimismo, tutta questa partita non giocata come dice lei. Io ho visto una gara che i miei giocatori hanno fatto anche una discreta partita. Gli abbiamo concesso un calcio d'angolo il primo tempo e ci hanno preso un palo, e nel secondo tempo una ripartenza sono affacciati una volta, tranne l'ultimo quarto d'ora che magari ogni tanto gli concedevamo l'1 contro 1 dietro, perché comunque ho forzato la partita mettendo 3 attaccanti. Io dico sempre, c'è sempre modo e modo di perdere. Purtroppo è arrivata la sconfitta, ci abbiamo provato fino alla fine. Loro hanno fatto anche una buona gara, si sono difesi bene, peccato perché comunque in area di rigore siamo entrati tante volte, abbiamo anche tirato un calcio di rigore sbagliandolo, e probabilmente il calcio non deve essere determinato dagli episodi, perché comunque mancava sempre tanto tempo alla fine della partita, però non ci siamo riusciti, e quindi dispiace per la sconfitta. La sconfitta dell'FC Lamezia Terme, la sconfitta anche dell'FC Trapani ci fa capire che questo è veramente un campionato particolarmente interessante e che ci fa venire anche
tanti dubbi su quelli che sono i percorsi di alcune squadre che alla vigilia erano pronosticate quantomeno come le vere e proprie antagoniste del calcio Catania. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo. Il campionato di Serie D comunque è sempre stato entusiasmante. L'unico, diciamo, mio rammarico è che per rendere questo campionato di Serie D ancora più bello e entusiasmante fino alla fine ci vogliono i playoff. Ci vorrebbero i playoff, e dove da là dovrebbe venire fuori sicuramente una squadra che possa fare salto di categoria. E allora anche il distacco di punti di 10-15 punti dal Catania non influirebbe sul campionato, cosa che invece succederà, ad esempio, se il Catania va a vincere alla Mezza. Io penso che questo campionato perderà per la parte alta sicuramente interesse, poi ci saranno chiaramente che è altrettanto entusiasmante l'interesse per le squadre che eviteranno la retrocessione. Certamente, infatti i play-out attirano curiosità. Stessa cosa sarebbe ideale anche per i playoff, alta. però questa cosa qui dei playoff è velleitaria, perché come tutti ben sanno vincere i playoff vuol dire poi andare a fare un tourbillon di ulteriori partite che non danno la certezza di un passaggio di categoria. No, perché poi si rischia, se il Catania allunga un altro po', penso ce lo auguriamo tutti, si rischia scema poi l'interesse. Scema l'interesse, anche perché poi le società si fanno i conti in tasca e poi vanno anche qualcuno andrà sicuramente sono società dilettantissime va a smantellare, e quindi perderebbe questo campionato anche in credibilità. È vero. Ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco ritorniamo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello.
serviti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, ogni mercoledì alle 13 puntuali sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ospite della puntata odierna il presidente AIAC di Catania Lucio Tosto. Parliamo adesso del campionato di eccellenza e lo facciamo con il girone A. Ottava giornata, quella che si è giocata domenica, guardiamo il tabellino dei risultati. Casteldaccia batte Castellammare 2-0, Enna Calcio batte Leonfortese 1-0, Resultana San Lorenzo Don Carlo Misilmeri 0-0, Unitas Sciacca batte Parmonval 5-0, Acragas 2018 batte Profavara 2-0, vittoria del Mazzara Calcio 1-0 contro il Cus Palermo, 2-1 della Nissa FC contro la Nuova Città di Gela ed infine pareggio tra Oratorio Sancile San Giorgio e Mazzarese.2. In classifica abbiamo ancora la conferma di Nicola Terranova al primo posto con il suo Acragas 2018, al primo posto con 22 punti, 18 per Enna Calcio, 17 Mazzara Calcio, con 16 Don Carlo Misilmeri insieme alla Mazzarese.2, 15 punti Unitas Sciacca e Profavara, 13 Casteldaccia, 8 Nisse FC, 7 punti per il Castellammare e la Leonfortese, 6 punti per Resultana San Lorenzo, Oratorio Sancile San Giorgio e Cus Palermo. Chiudono la Parmonval con 4 e la Nuova Città di Gela con 2 punti. 2 squadre su tutte a questo punto in questo girone A del campionato di eccellenza. Parliamo subito di questo Acragas, sembrerebbe l'anno buono. Se non ci fosse l'Enna. Certo, c'è pure l'Enna. Io ho visto l'Enna, sono andato a trovare Pippo Strano perché è anche lui un nostro associato, è di Catania, è un allenatore nome storico. Nome storico, ha vinto tantissimi campionati di eccellenza, ha fatto bene anche in D e l'ultimo acquisto ci fa capire le intenzioni dell'Enna, che tra l'altro ha coinvolto una città. Parliamo di Arcidiacono. Parliamo di Arcidiacono, domenica l'autore del gol mi pare sia stato lui, Bic Arcidiacono, e che non ha niente a che vedere con questa categoria. Quindi c'è una grande società, quindi secondo me per quanto riguarda la parte alta fino al Mazzara.2 ad oggi possono ambire tutti, però queste due squadre hanno qualcosa in più, Acragas e Enna hanno qualcosa in più, tra l'altro sono dei capoluoghi di provincia, quindi non a caso e hanno delle società importanti alle spalle. Hanno un seguito considerevole. Un seguito importante alle spalle, quindi penso che se la giocheranno fino alla fine queste due squadre. Non mi hai risposto sull'Acragas, allora facciamo una cosa, ci guardiamo le interviste post partita di Terranova e di Catalano e poi mi dici la tua però su questo Acragas. Guardiamoci le interviste. Un avversario che ci ha tenuto diciamo in apprensione per quanto riguarda il risultato e la vittoria, anche se nel primo tempo non abbiamo subito praticamente nulla, nessun tiro in porta, poi paradossalmente sul 2-0 abbiamo abbassato un po' troppo il baricentro, abbiamo subito un po' gli avversari. Faccio complimenti ai ragazzi perché nel giro di 2 giorni siamo riusciti a preparare una gara dopo
dopo una non buona prestazione con Resultana abbiamo riordinato le idee e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Queste partite spesso vengono risolte con gli episodi, noi siamo stati bravi a sfruttare un piazzato che abbiamo preparato come ogni settimana. Adesso ci godiamo 2 giorni di riposo e poi inizieremo a preparare la partita di Mazzara. Sappiamo che il campionato è difficile, abbiamo visto oggi come l'avversario sotto il punto di vista della strategia ci ha messo in difficoltà. È chiaro che sono delle difficoltà calcolate perché conosciamo bene l'avversario. Abbiamo preparato la partita in un certo modo, nei 45 minuti l'abbiamo fatto credo anche discretamente, abbiamo concesso qualcosa neanche normale. Andiamo ad incontrare una squadra che è prima in classifica, i numeri parlano chiaro, abbiamo fatto 2 errori, abbiamo concesso 2 occasioni, si era invalerato la prima parte della gara. La seconda parte della gara invece siamo partiti discretamente, poi abbiamo sofferto un po' sulle palle inattive, su una palla inattiva che loro hanno avuto, abbiamo subito il gol e là abbiamo avuto 4-5 minuti di difficoltà dove abbiamo preso anche il secondo gol. E poi la parte finale, anche se abbiamo cercato un po' di accorciare le distanze, l'Agragas si è messo sotto piede della palla, chiudeva bene gli spazi, quindi diciamo che la partita dove il 2-0 è finita. Ottimismo da parte di Nicola Terranova, ma anche da parte di Francesco Catalano, un po' rassegnato a questa trasferta. È anche vero che il campionato del Pro Favara, sin qui positivo, è un campionato che tende a puntare soprattutto sui playoff. Che ne pensi dell'Agragas allora? L'Agragas ripeto, potrebbe essere l'anno buono anche per l'Agragas, chiaramente è una squadra, una società, un allenatore importante, ha tutto per andare su in Serie D, però secondo me lotterà fino alla fine con l'Enna, lo dico ancora una volta perché conosco l'organico dell'Enna e quindi sarà una bella battaglia fino alla fine. È chiaro che poi sono società organizzate anche per poter vincere i playoff, quindi alla fine io penso che potrebbero farcela tutte e due, o una diretta e una con i playoff. Vedremo perché anche in questo caso il gioco dei playoff è sempre molto ingarbugliato. Abbiamo parlato dell'Enna, guardiamoci... Anche se Pippo Strano ne ha vinti parecchi di playoff. Parecchi. Dicevo, guardiamoci a questo punto proprio il servizio della vittoria fuori casa dell'Enna 1-0 in casa del Leonforte. Ben trovati al nuovo comunale di Leonforte, teatro della sfida valevole per l'8ª giornata del campionato di eccellenza tra Leonfortese ed Enna. Formazione padrone di casa reduce dalla vittoria per 2-1 in casa del CUS Palermo. Enna di mister Pippo Strano, che dopo 2 pareggi consecutivi con Don Carlo Misilmeri e Resultana vuole tornare alla vittoria. Match affidato al fischietto del signor Rosini di Livorno, assistenti Finocchiaro di Acireale e Conticello di Catania. Possiamo partire grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica col film del primo tempo e sarà monologo giallo-verde soprattutto nella prima frazione. Dopo 30 secondi combinazione Agudiak Cocimano a servire Arcidiacono, viene toccato alle spalle da un difensore, l'arbitro lascia proseguire, Arcidiacono non protesta nemmeno, il numero 7 poi sventaglia al terzo minuto per Caronia, guarda in mezzo, sterza sul mancino, contro cross dall'altra parte dove Arcidiacono chiude il triangolo lungo, colpo di testa di Bonanno tra le braccia del portiere locale. Al quarto di gioco ancora Caronia a sventagliare a sinistra dove c'è larghissimo Arcidiacono, l'ex ACR Messina stoppa il pallone, va all'1 contro 1, salta in diretta avversario, Arcidiacono di pochissimo alto sopra la traversa, minuto 27, spinge l'Enna voglioso di sbloccare il risultato, calcio d'angolo di Caronia, Rallo va col sinistro al volo, finisce di un niente fuori. Leonfortese che non riesce fino a questo momento a contenere la compagine giallo-verde, che ci riprova allora. Gudiak per Caronia, va a vuoto la difesa della Leonfortese, ancora una volta Gudiak, stavolta per servire Arcidiacono in area di rigore, sterza sul più bello, poi prova un mezzo lob, miracolo del portiere, si dispera Arcidiacono ma sembra essere la sua partita. Calcio di punizione per la Leonfortese, pallone che finisce in mezzo, un rimpallo, la conclusione tosto sulla linea a salvare Caruso, poi la sbandata difensiva della Leonfortese a servire praticamente Agudiak che si allarga a sinistra, va col mancino, anche in questo caso provvidenziale il salvataggio di un difensore. 42esimo, Caronia a centro
centrocampo, alza la testa, prova a lanciare su Cocimano, il pallone passa, la svirgolata suicida della difesa della Leonfortese per il pallonetto di Biccio Arcidiacono. 0-1 dell'Enna al nuovo comunale di Leonforte. Dopo tanti tentativi arriva il meritatissimo gol di Arcidiacono che batte in pallonetto il portiere, che non può nulla se non guardare il pallone infilarsi in rete proprio nella finale di frazione, proprio quando il direttore di gara fischia 2 volte e manda le 2 formazioni a riposo. Leonfortese 0, Enna 1. Decide il gol realizzato al 41esimo da Arcidiacono. Si parte con la ripresa. Al 49esimo i locali provano a insediare la porta avversaria su calcio di punizione alla ricerca del gol e del pareggio. Arriva però un colpo di testa scialbo che non può impensierire il portiere Caruso. Déjà vu al 63esimo. Anche in questo caso la conclusione non è nello specchio della porta. Al 65esimo entra Prestia per un ottimo Caronia. 66esimo, attenzione al neoentrato che sguscia, poi cambia il gioco per Arcidiacono. Lo stop delizioso di Biccio, il cross in mezzo a Kudiak, la sfiora con il colpo di testa, il portiere salva tutto. 79esimo, entra Zappalà per Arcidiacono, sicuramente MVP della sua squadra. 89esimo, spazio anche per Nicosia in luogo di Strano, e poi è triplice fischio al nuovo comunale di Leonforte. Torna alla vittoria l'Enna dopo 2 pareggi consecutivi e rimane in scia all'Agragas, ancora a +4 in classifica. Decide Biccio Arcidiacono. Vedremo cosa succederà, il duello Enna-Agragas certamente ce lo porteremo sino alla fine, ma come ha detto l'ospite, anche le altre certamente non stanno a guardare, la Don Carlo Misilmeri, la stessa Mazzara Calcio e anche la Mazzarese .2. Voltiamo pagina perché parliamo adesso del girone B. Anche qui si è giocata l'8ª giornata di andata, guardiamo i risultati. Città di Taormina batte Nuovi Gea Virtus 3-0, Leonzio 1909 Nebros 1-1, vittoria del Siracusa Calcio 3-0 contro il Mazzarone, SC Palazzolo Ionic FC 1-1, Virtus Ispica 2020 batte Città di Acicatena 2-0, Città di Comiso batte Real Siracusa Belvedere 2-0. Modica Calcio batte Milazzo 1-0 ed infine Rocca Acquedolcese batte Santa Croce 2-1. 3 squadre in vetta per quanto riguarda questa 8ª giornata del girone B del campionato di eccellenza. Troviamo al primo posto il Città di Taormina, Modica Calcio e Rocca Acquedolcese con 17 punti. A seguire con 16 Nuova Egea Virtus, con 15 Siracusa Calcio e Nebros, 13 punti Leonzio 1909, con 12 Real Siracusa Belvedere, 10 Città di Comiso, 9 Ionic FC, con 8 punti il Mazzarone, 7 punti per Santa Croce Virtus Ispica 2020, con 6 punti il Milazzo. Infine chiudono la classifica SC Palazzolo e Città di Acicatena con 4 punti. Partiamo proprio con la vittoria del Città di Taormina. La squadra di Coppa vince 3-0 addirittura contro una diretta inseguitrice, la Nuova Egea Virtus. La
La sfida del Bacigalupo tra le prime due della classe non ha deluso le attese della vigilia, con i biancoazzurri di Coppa che grazie ad una ripresa arrembante conquistano 3 pesantissimi punti per il proseguo della stagione. Dopo un minuto, locali già pericolosi con Biondi che da pochi passi non riesce a indirizzare in porta l'angolo di Ferraù. Lige Virtus risponde subito e dopo 3 minuti prima Flores e poi Sgro falliscono la palla del possibile vantaggio. Al 7° minuto però l'episodio che segnerà la partita, quando il signor Brello di Nichelino mostra il rosso diretto al difensore barcellonese Trimboli per l'entrata su Assenzio, che scatena le vibranti proteste dei giallorossi. Nonostante il lume in meno, gli ospiti provano a colpire e al 20° il sinistro di Silipigni è bloccato senza affanno da Cirnigliaro. Passano 5 minuti ed è il Taormina a sfiorare il vantaggio con Giorgetti che di testa manda da 0 metri alto sulla traversa. Poi Ligea minacciosa per 2 volte, prima con Biondo che dalla bandierina costringe Cirnigliaro agli straordinari e poi con Flores che di testa manda alto sulla traversa la punizione dello stesso Biondo. Nel finale di frazione invece sono i locali che vanno alla conclusione con Cannavò, sul quale Maggi risponde presente, e sul proseguo dell'azione lo stesso Cannavò finisce giù in aria, ma il direttore di gara ammonisce il centravanti biancoazzurro per simulazione. Nella ripresa però dopo 1 minuto il Taormina la sblocca con Biondi che di testa gira in porta all'angolo di Ferraù, spianando i suoi la strada verso la vittoria per il classe 2004 e la 4ª rete in campionato. Ligia Virtus accusa il colpo e al 55° i biancoazzurri raddoppiano quando Cannavò aggancia in aria l'invito di Godino e col sinistro mette alle spalle di Maggi il pallone del 2-0 e che gli vale come 6ª rete stagionale. Al minuto 61 però i giallorossi la potrebbero riaprire quando il fischietto di Nichelino concede loro un calcio di rigore, giudicando falloso l'intervento di Pantano su De Gaetano e scatenando le proteste biancoazzurre. Ma dagli 11 metri Flores trova un super Cirnigliaro a negargli la gioia del gol. Così, per la legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito. 2 minuti più tardi il Taormina affonda il colpo mortale ancora con Cannavò che di testa mette in rete il cross di D'Amigo, facendo così Taormina 3, Ligia Virtus 0 e per il Gallo doppietta personale, 7ª rete stagionale, la 6ª in campionato. I giallorossi tentano di riaprirla ma anche il sinistro di Sgro si spegne sull'esterno della rete. Nel finale poi ancora il Taormina a sfiorare più volte la rete del poker, ma i tentativi di Lemura all'80°, Famà 2 minuti dopo e ancora Famà al minuto 87 non sortiscono l'effetto sperato. Il Taormina scavalca in classifica proprio Ligia Virtus e vola in testa al girone con 17 punti, mentre Ligia Virtus alla sua seconda sconfitta consecutiva fuori casa scivola alle spalle del terzetto di testa composto appunto da Taormina, Modica e Rocca Acquedolcese. Complimenti alla squadra di Coppa, vince una partita difficile, la vince bene, ma la vince soprattutto contro una diretta inseguitrice, questa nuova Igea che ogni anno puntualmente insomma, tenta il passaggio di categoria. Sì, devo dire che questo girone quest'anno è davvero entusiasmante. Finalmente. Ci sono 5-6 squadre che possono arrivare fino alla fine. Una di queste è il Taormina, allenata benissimo da Marco Coppa, ma io aggiungerei il Modica, che è una grande organizzazione, grande anche organico, e poi c'è il Siracusa che ha cambiato allenatore e ora ha preso Gaspare Cacciola. Sono parecchie squadre che possono andare là, Rocca Acquedolcese, neopromossa, ma si vede che hanno programmato bene, quindi quest'anno sarà un campionato sicuramente avvincente e per quel che mi risulta che la cosa che poi ti porta alla fine, ad arrivare fino all'ultima partita, con delle società organizzate, perché anche Taormina si è organizzata bene come società
e quindi è un campionato entusiasmante, ma anche dalla parte bassa, perché io ricordo che gli ultimi campionati per colpa del Covid non sono stati dei campionati dove si dimentichiamoli, ora ci saranno squadre che dovranno fare tanti punti per salvarsi, non 9 punti soli come gli altri anni. E non ci sono state squadre che si sono ritirate l'anno scorso, campionato falsato del tutto. No, siamo contenti che finalmente questo girone B ci sta regalando un po' dopo più qualche di emozioni. anno finalmente l'eccellenza è quella che ricordo io, quella che ho fatto tanti anni, e il campionato è vincente sia dalla parte alta che dalla parte bassa. Abbiamo parlato proprio del Modica che addirittura sbanca Milazzo, 1-0 il risultato finale. Guardiamo il servizio. Il Milazzo non riesce nell'impresa di fermare il più quotato Modica, che al Marco Salmeri passa con il minimo sforzo e si porta in testa al girone B di eccellenza insieme a Città di Taormina e Rocca Acque Dolcese. Ed è proprio al 17esimo che gli ospiti mettono a segno la rete da 3 punti quando, dagli sviluppi di rimessa laterale, Facundo Coria coglie impreparata la difesa del Milazzo e di testa manda alle spalle di Lo Monaco, facendo così Milazzo 0, Modica 1, e per Coria si tratta della prima rete in campionato. Spinge la squadra di Betta, che al 33esimo la potrebbe chiudere, ma prima il colpo di testa di Micoli è disinnescato da Lo Monaco e poi la cognata sulla ribattuta spara incredibilmente sul fondo. Nella ripresa il Milazzo tenta il tutto per tutto e dopo il colpo di testa di Cari al 71esimo, che si spegne di poco alto sulla traversa, i mamertini sfiorano il pareggio 5 minuti dopo con Matinella, ma solo la traversa nega al capitano rossoblu la gioia del gol. Poi al minuto 88 il Milazzo rimane in 10 uomini per l'espulsione di Muzzo, che in 100 secondi si becca 2 cartellini gialli dal signor Naselli di Catania. Infine al 95esimo assalto disperato dei locali, ma anche la sforbiciata di Brunetto non sortisce l'effetto sperato. Il Milazzo rimane in terzultima posizione con 6 punti, mentre il Modica, che centra la seconda vittoria di fila fuori casa, si porta in testa al campionato con 17 punti. Poc'anzi il mister Tosto ha parlato anche di questo Siracusa che ha mandato a casa un allenatore doc che è Mascara, però è anche vero che adesso è arrivato Gaspare Cacciola che probabilmente ha voglia di ritornare ad essere protagonista. Sì, non poteva, mandando via Mascara, non poteva prendere un allenatore di secondo piano, ha preso, diciamo, il top per questa categoria, che è Gaspare, che lavora benissimo. Ma non è il Siracusa solo, anche il Modica non ci dimentichiamo che al di là di quello che è una società fortissima che ha alle spalle, ha un direttore generale che si chiama Pino Rigoli, Giancarlo Betta allenatore, un grande organico, quindi staff importanti e i risultati si stanno vedendo, perché andare a vincere a Milazzo non è facile. Quindi un campionato davvero avvincente e saremo là a vedere fino alla fine perché non sarà un campionato. Poi c'è la lotteria anche dei playoff, è ingarbugliata anche quella. Sicuramente, poi certo quella è un po' più difficile, però le siciliane mi pare che ce l'abbiano fatta forse più di tutte le altre regioni a vincere questi playoff. Un girone A interessante e ingarbugliato, un girone B che ci porterà sicuramente tante emozioni. Sentiamo a questo punto le emozioni nella cartolina di Paolo Montineri. Abbiamo salutato le streghe, abbiamo salutato la parte santa dei primi giorni di novembre. Ciao Ettore, ciao Gold TV, come va? Io credo che possiamo andare avanti.
perché comunque il calcio in questo momento è una fase molto più concentrata, centrale della prima parte della stagione nei 2 gironi di eccellenza. Cosa c'è che non va? Non mi piace che si formano i campionati juniores, la fase provinciale, e già alla seconda giornata ci sono squadre che non si presentano. Non ce la faccio. Tutti dicono che la colpa è del sistema. Il sistema che cos'è? È quello che disciplina il movimento. Il movimento accetta le regole. Se poi tu non sei in grado, e soprattutto non credi nel mondo giovanile, allora non vivi il sistema, ti cancelli. Oppure paghi quelle 3, 4, 5 mila euro di multa e ti eviti il problema alla radice. Non si possono mandare, già alla seconda giornata non si possono saltare partite, non va bene, non va bene per il sistema giovanile, per la cultura dell'essere presente. Sposto il calendario. Presidenti arrabbiati, tipo Barresi, ha dato la colpa della sconfitta all'arbitro. Io dico, in 2 partite tra mercoledì e domenica, caro Presidente Barresi, la tua squadra, la Nuova Igea, ha avuto 3 rigori. Ne ha sbagliati 2. È colpa dell'allenatore? O è colpa dei giocatori? O è colpa dell'arbitro? O è colpa del classico dei fattori e degli eventi del calcio che non si riescono a gestire? Sconti diretti, tantissimi nel girone B di eccellenza, che tengono corto il campionato in alto. Giù inizia a esserci qualche scricchiolio. La vittoria della Virtus Ispica ha fatto male agli altri. Continua il sogno pazzesco e l'entusiasmo del Comiso. Girone A, Presidente Deni, lei ha la mia ammirazione. Il coraggio di un uomo, di un gruppo di lavoro, di un'azienda, di investire nel calcio, è pazzesco, no? Potrebbe essere contraddittorio. Io le auguro che il suo fatturato abbia riscontro anche con i risultati sul campo. L'Akragas lo sta facendo. Lei ha ricapitalizzato, ha messo delle colonne importanti fra i giganti, che già lo sono. Il campionato dice che sarà una sfida tra Akragas ed Enna, anche qui nella parte bassa. Chi paga gli errori individuali? Vedi Leonfortese Enna. Come si fa a commettere questi errori? Vedi Palazzolo con lo Ionica, il portierino incerto sull'episodio che ha portato al vantaggio. Ecco, se noi mettiamo dentro il contesto dei singoli episodi e li mettiamo dentro un contenitore di match analyst serio, in base anche alle decisioni dell'arbitro, vedremo che l'arbitro ancora oggi non incide tanto quanto si pensi. L'organizzazione in campo, la quantità di percentuali di realizzazioni è molto bassa in virtù del lavoro fatto. Minutaggio di campionato, minutaggio di partite. Siamo messi male, non giochiamo al netto che 60 minuti e abbiamo panchine lunghissime. Tenete conto di questo e poi vedremo che cambieranno anche le motivazioni e i risultati. Un saluto dal Monti. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siamo di nuovo contenti perché parliamo di calcio nel campionato di eccellenza. Negli altri anni, come tu hai ben anticipato, si è parlato poco di calcio, tra Covid e squadre che insomma alla fine mollavano, non ci piaceva questa storia. Però grande merito in tutte quelle situazioni negative che ha portato il Covid a portarle avanti, quindi un grande merito alla FIGC. Assolutamente, Morgana ha fatto un lavoro un grandissimo pazzesco. Lavoro, e fare dei campionati con tutte quelle difficoltà non era facile. La FIGC, la federazione ci è riuscita, quindi un plauso e un grande
è davvero merito a tutti, da Morgana a tutti i suoi collaboratori. Complimenti, complimenti. E allora i complimenti adesso li dobbiamo ritornare a fare all'Ajax di Catania, che tra l'altro mi hai anticipato, attualmente c'è un corso UEFA C interessantissimo dove sono state oltre 100 le richieste di partecipazione, quindi poi siete stati costretti a fare una selezione. Ben venga quando c'è voglia di mettersi in gioco, ma soprattutto di partecipare attivamente anche all'associazione. Sì, ma soprattutto per questo tipo di patentino che verrà conseguito, che è UEFA C, che è quello che riguarda i giovani. Quindi c'è tanta fame di allenare questi ragazzi, 100 domande. Chiaramente il curriculum, chi ha il miglior i 40 che avevano il miglior curriculum stanno facendo il corso che si svolge qua da Sant'Antonio, è iniziato fine settembre, finirà a dicembre con gli esami. So che il Comune vi ha messo a disposizione Palazzo Cantarella. Devo ringraziare tantissimo il Comune, dobbiamo ringraziare certo. tutti il Comune di Sant'Antonio nella persona del sindaco Caruso e del consigliere Sorbello, che ci hanno messo a disposizione il campo sportivo e Palazzo Cantarella, un palazzo bellissimo, dove c'è una sala davvero dove si possono fare delle lezioni importanti. Abbiamo dei docenti davvero di primo rilievo, come Pino Rigoli, come il preparatore atletico delle giovanili del Palermo, Luca Piazza e tanti altri. Tra l'altro annualità in scadenza, da gennaio c'è il nuovo tesseramento 2023, pertanto mi raccomando, si può andare anche tra l'altro sulla nuova piattaforma per chi è in ritardo nei corsi. Qualcuno che è in ritardo ancora ricorda la vecchia piattaforma che è VCorsi. Sì. Bene, quella non bisogna più guardarla, bisogna registrarsi su ST-corsi. Ecco, noi siamo anche in formazione per questo, Penalty è sempre molto vicino. Penalty è sempre utilissimo, io ringrazio sempre che tu ci inviti e ci dai questo spazio perché serve anche per l'informazione. Quindi dicevo, su ST-corsi, là basta mettere il numero di patentino e la data di nascita. E si ha l'aggiornamento completo. Si ha l'aggiornamento dell'ultimo corso fatto e di quello che si deve fare. Chiaramente la prima dicitura che esce, se esce quella rossa vuol dire che si deve pagare il settore tecnico. Ecco, importantissimo. Per chiarirci sono i 28 euro, non avendo pagato quello non si può andare a fare tutti i corsi di aggiornamento. E ricordo a tutti agli allenatori che senza i corsi di aggiornamento non si può tesserare, quindi alla fine bisogna farli e noi fino al B32 si devono fare online e dal B33 in poi, loro capiranno chi sta ascoltando, dal B33 in poi speriamo di farli di presenza. Benissimo, allora dopo questa informativa fondamentale per tutti gli allenatori che ci seguono, noi chiudiamo qui la puntata. Ringrazio come al solito la disponibilità del presidente Ajax di Catania Lucio Tosto, speriamo di rivederci presto, grazie a te, anche per il solito consuntivo di fine anno, no? Sì, tu ci dai questo spazio e ti ringraziamo. Io da parte di tutti i miei collaboratori dell'AIC non possiamo che ringraziarti perché per noi è utilissimo, perché il nostro lavoro senza le telecamere, senza far vedere e dire quello che facciamo poi non ha tanto anche valore. Perché l'ospitata non è soltanto un'ospitata tecnica sulla giornata sportiva, ma è anche un'ospitata per informare chiaramente gli addetti ai lavori. Sì, e ripeto, per questo noi ti ringraziamo perché tu già da 2 anni, almeno dalla mia presidenza, ci dai questo spazio che per noi è utilissimo, non è soltanto propaganda, farci vedere perché ci interessa poco, noi dobbiamo far sapere a chi ci ascolta il lavoro che stiamo facendo. Grazie al nostro amico Lucio Tosto, presidente Ajax di Catania, la puntata odierna di Penalty si conclude qui. Vi ricordo che ci rivedremo mercoledì prossimo, puntuali alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold e voglio altresì ricordare che da giovedì ci potete anche seguire in versione on demand sulla pagina Facebook di Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.